Buongiorno a tutti amici, bellissimo risveglio sul lago e bellissima colazione già con la finestra aperta. Fuori ci sono 10 gradi ma batte il sole nella parete e si sta bene. Così possiamo ascoltare le ranocchie, le vacche che sono passate con i campanacci. Buongiorno a chi ha dato Giorno. e buona colazione. Sì. E poi buona scuola. Sì. Ancora 2 settimane, questa e un'altra, e poi è finita la scuola. Già, che bello. Meno male che Davide inizia la scuola alle 9:30 perché siamo un'ora avanti. Perché siamo un po' in ritardo, sono le 8:20 e dobbiamo ancora iniziare a mangiare. Gin.
Ragazzi, avete visto, si è allenata Rita, mi sono allenata anch'io, mi sono fatto una bella doccia. Adesso mi sono vestito bene perché c'è freddo. Faccio 2 passi per lasciare anche Davide tranquillo da solo in camper. Lui sta facendo la scuola e non possiamo stare lì e disturbare. Un colpo di tosse, la pompa dell'acqua, poverino, quindi mi faccio 2 passi qua, respiro un po' di aria pura. Dopo l'allenamento mi piace. È già mezzogiorno, quindi tra un'oretta finisce. Pranziamo e poi ci spostiamo da qui. Dobbiamo fare anche la spesa, ci mancano diverse cose. Siamo ancora fermi qui. Davide ha finito la scuola, ci mangiamo 2 tagliatelle al sugo di cinghiale, ci riposiamo e ci spostiamo. Dobbiamo fare spesa e fare i servizi. E poi sta piovendo, qua c'è freddo, ci spostiamo un po', vediamo cosa troviamo. Siamo arrivati all'ora della merenda per la gioia di Dado. E poi dobbiamo spostarci per forza perché ci manca di tutto. Ci mancano le uova, ci manca l'acqua, ci manca di tutto. Vabbè, l'acqua la troviamo qua intorno, è pieno di fontane, siamo in mezzo ai monti. Io non volevo andarmene da qui, capito ragazzi? Non volevo andarmene perché mi piace troppo, ma non siamo venuti organizzatissimi purtroppo. 1 ora e 40 la prima Lidl. 1 ora e 40, non ne ho voglia di guidare così molto. Come? Buona. E la crepe anche per me. Rita mi ha preparato questo yogurt, frutta, yogurt e pera. Siamo di nuovo in viaggio, abbiamo guardato una bella partita di tennis in TV e sono diventate le 7:10. Domani a colazione uova non ne mangeremo perché siamo rimasti fermi e mangeremo petti di pollo ai ferri. A cena abbiamo altre fettine e oggi è andata così, domani raggiungeremo un supermercato. Stiamo facendo tutto il giro del lago e c'è una fontana qua avanti perché non abbiamo neanche acqua potabile. Fontane trovate, qua è strapieno, quindi ci riempiamo l'acqua e a questo punto non ci manca più niente. Acqua freschissima di montagna riempita. Adesso 21 minuti e dovremo riparcheggiare. Questo ragazzi è il nuovo parcheggio per la notte. Bellissimo, con panorama. Un po' di panorama ce l'abbiamo. Come vi ho detto prima, il Monte Olimpo, innevato, infatti, ghiacciato. E poi abbiamo questo bel paesetto qua sotto, 1160 metri quel paesetto, quindi qui siamo a 1200-1300 e si sta bene. Vediamo la storia. Le prime tracce di insediamento risalgono al secondo millennio avanti Cristo, quando gruppi di popolazioni dedite alla pastorizia si insediarono nella zona, essendo un punto di passaggio obbligato per il commercio tra l'interno della regione e la catena del Pindo. Vabbè, facciamoci 2 passi, è troppo lungo ragazzi, vi annoio. Andiamo. Mentre Rita prepara la cena, io e Dado come sempre ci facciamo 2 passi in questi... Sono paradisi, io amo la montagna, la adoro. Rita al mare, io la montagna. Da soli, al fresco, dormi da Dio, passeggiate, natura, boschi tremendi, è troppo bello. Guardate che posto dove stiamo passeggiando. Volete mettere un posto del genere contro una spiaggia assolata, piena di gente dappertutto, quindi non si può manco parcheggiare eccetera, e stai male va, non lo so, molto molto più bella la montagna.
Comunque dobbiamo rettificare perché abbiamo fatto un controllo più accurato e non è il Monte Olimpo qua di fronte. Sono alte ugualmente perché sono innevate, ma il Monte Olimpo ce l'abbiamo a 3 ore e 11 verso la Turchia, quindi lo vedremo più avanti. Ci andremo parecchio più avanti. Vedete dove siamo noi? Vi faccio vedere nel telefono. Siamo qui e il Monte Olimpo è qua e noi siamo qui, quindi dobbiamo andare sulla costa sopra Atene e lo troveremo lì. Almeno siamo corretti, non abbiamo detto fesserie. A questo punto sono le 8:20 e ritorniamo al camper perché senz'altro sarà anche pronta la cena. Che figo il rumore dei sassi che si rompono. Domani mattina vi faccio vedere delle immagini dall'alto di questo posto. Sono sicuro che meritino. Se farà una bella giornata, qua piove sempre, in montagna così. Ci siamo 2 giorni, 3, sta sempre piovendo. Adesso il cielo è nerissimo, però c'è un contrasto con sta tramontando il sole e arriva una striscia arancione. Adesso ve la faccio vedere. Anche queste olive sono da buttare, ragazzi, peccato. Le ha appena aperte Ritta, abbiamo già buttato un barattolo di carciofini, un barattolino di crema di asparagi. Queste me le ha regalate mio padre, anche tutto il resto perché lui non le mangia e quindi le tiene tanto tempo e allora appena arriviamo me le regala, ma ormai sono rimaste troppo tempo e quindi le vuoto qua in natura e poi buttiamo il vetro negli appositi contenitori. Che peccato, mi dispiace troppo. Anche le olive marce. Questi invece sono prodotti che fa mia zia Anna e sono recenti e quindi sono tutti buoni. Carciofini e zucchine. Poi Rita cosa ha preparato? Fagioli, cipolla. Che buona, patate. Tonno, patate Che squisitezza. e olive. Ho una fame, amici. Ho mangiato molto leggero, mi sono allenato oggi e a pranzo ho mangiato leggero, quindi adesso ho parecchio appetito. Ci cerchiamo un film in TV? Cosa stai dicendo? Stavo dicendo a Davide di misurarsi la glicemia, non ti volevo interrompere. Assaggiamo anche una mortadella Bologna IGP. Ha un profumo, È ragazzi. buona. Ha un profumo. Iniziamo? Sì, ci vuole ancora un po'. Iniziamo a assaggiare questo. Buon appetito. Un antipastino, buona. Buon appetito a tutti, amici. Ci vediamo domani mattina in volo sopra questa cittadina. Va bene? Fettina. Queste patate, fagiolini, olive, pane carasau, vino, mortadella, carciofini. Ciao! Ciao, domani. Buongiorno a tutti, amici. Sono seduto qui alla guida, ma non per partire, perché ci sono i vetri trasparenti e vi posso far vedere il panorama. Sono le 7:30, ci sono 7 gradi. Noi abbiamo dormito con 17 dentro ed è la temperatura corretta per dormire di più, poi con le coperte è caldo. Questo è il nostro panorama di oggi, è meraviglioso. Ci siamo svegliati proprio bene così. Mangiamo, riordiniamo tutto e poi vi faccio vedere un volo col drone da qua sopra che deve essere parecchio interessante. C'è da rifare questo letto. Oggi a colazione petti di pollo ai ferri, non abbiamo più uova, non abbiamo più niente, dobbiamo andare via per forza delle montagne e andare in un litro in un supermercato. Oggi colazione da campioni, spremuta che non manchi, prosciutto, formaggio e pane carasau, gutti awanzi.
e scaglie di grade. Le temperature si stanno alzando, ce n'erano 7, ce n'è già 7.9, infatti sta battendo già il sole qua. Comunque 18,3 dentro, si sta parecchio bene. Ragazzi, 10:30, Davide fa la scuola, Rita cucina. Non abbiamo più nulla, non abbiamo neanche cipolla, farà un soffritto con aglio. Con aglio, pomodoro secco. Quindi poco e niente. Poco e niente, ci arrangiamo. Di pomeriggio dobbiamo scappare. Sì. Ma adesso, se riesco, vi faccio vedere una dronata. C'è parecchio vento, andiamo a vedere fuori. È l'una, ragazzi, e Davide ha finito la scuola, aiuto, chiusi qua dentro perché sta piovendo e siamo in mezzo ai monti e c'è freddo, quindi non possiamo uscire, dobbiamo stare qui ad ascoltare la scuola di Dato, a subirci la scuola di Dato. Già è noioso stare In silenzio, quindi io mi metto a lavorare al computer, e rispondiamo ai messaggi, ai vostri messaggi, un po' si cazzeggia, comunque alla fine è trascorso anche oggi il tempo, dai. Adesso pranziamo. Rita ci fa 2 spaghetti aglio e olio e ha fatto della carne in tegame, dai. E poi ci dobbiamo spostare dopo pranzo subito, proprio appena finito di mangiare dobbiamo andare in una Lidl perché non abbiamo più nulla. Nulla, non possiamo fare neanche la colazione domani mattina. Oggi a colazione, avete visto, abbiamo mangiato petti di pollo. Giusto, Rita? È giusto, stiamo facendo i salti mortali. Semplice ma squisita, come sempre. Sì. Semplice ma buona. Siamo veramente agli sgoccioli di tutto. Solo il vino mi è rimasto dentro la cantina. Andiamo a Davide questo. Bene ragazzi, spaghetti aglio e olio, come vi ho detto, e ci vediamo di pomeriggio per spostarci da questo posto. E tra un po' raggiungiamo le meteore. Che meraviglia, iniziate a guardarvi qualche fotografia. Buon appetito, Dado. Buon appetito. E complimenti per la lezione che ci hai fatto assistere. Sì, bravo, visto? Eccoci qua ragazzi, di nuovo alla guida, pronti per raggiungere un supermarket. Lasciamo questo meraviglioso panorama. Questa città non la visitiamo, dobbiamo per forza fare la spesa. Ha riniziato a piovere, sono le 15:39, manca 1 ora e 20, 60 km dobbiamo fare. Però poi questo supermarket è vicino alle meteore e non vediamo l'ora di visitarlo.
cose o sono successe frane spaventose, credo da poco, perché poi la puliranno la strada, quindi sarà recente, con pietre molto grandi sicuramente alcune addirittura sorpassavano la strada e finivano dall'altra parte, e se dovesse prenderti un macigno così sarebbero guai. Rita fa l'elenco e mancano 45 minuti al supermarket, poi possiamo riempirci di nuovo frigo e dispensi e ritornare anche in montagna, perché l'adoro stare in montagna. Mancano 13 minuti al supermarket. Abbiamo trovato un signore che vende frutta e verdura a fianco a una fontana e gli compriamo qualcosa. Che casino, Harry! Un po'. Diluviando. Mettiti dritto all'ombrello, che ce l'hai tutto storto, ti bagni, così. Tanto il cappuccio. Sta diluviando. C'è freddo, c'è proprio freddo. Inverno, sembra pieno inverno. Siamo di fronte alle meteore, ma neanche meteora, ma neanche si vede da quanto sta piovendo, ma che vedremo i prossimi giorni. Bene ragazzi, siamo dentro la Lidl e vi faccio vedere un po' di prezzi qua in Grecia. Qua ci sono questi sacchi, ah sì, 3 euro un sacco intero, con un paio di banane, con patate, limoni, carote, belli questi sacchetti. Comunque pomodori a 1,17 euro il chilo, questi addirittura 1,05 euro, ah no, forse a 1,05 euro sono questi. Meloni a 3,39 euro, questi 3,25 euro, le pere a 3,85 euro, kiwi 2,49 euro, 11,30 euro, forse si intende la confezione, però non è un chilo, è 731. Vabbè, lo prendiamo, un pacco di manzo. Orate a 12,49 euro e le spigole a sì, forse 12,99 grandi, mentre invece 9,59 3 piccoline. Il salmone a 21 euro il chilo. Uova 3,09 euro, a 31 centesimi l'una. Questo ragazzi me lo ricordo dall'altra volta che eravamo venuti in Grecia, Nemea, era buonissimo, l'ho ritrovato. L'hai trovata? Sì, una bacinella, un secchio. Ah sì. Questi me li ricordo dall'altra volta che eravamo venuti in Grecia, Nemea. Sì. Era buono, sì. Ah, Però ho preso anche 2 litri di bianco. ok, bravo. Sì, in bottiglia grande. Continua a piovere ragazzi, continua a piovere, ma ce la caveremo. Adesso ragazzi siamo sommersi dalla spesa, dobbiamo riordinare tutto e poi ci siamo. Siamo riusciti a fare la spesa, siamo riusciti a sistemarla, ci stiamo andando a parcheggiare e stiamo andando a parcheggiare per la notte ragazzi. Scusate, ma quando facciamo miliardi di cose tutte insieme è un po' complicato, devi trovare il parcheggio, devi sistemare la spesa, devi riportarla in camper, devi sistemarla nel carrello, sta diluviando, quindi siamo un po' incasinati, ma adesso ci rilasseremo subito, troviamo un buon posticino e Rita prepara la cena e staremo bene. Siamo finiti addirittura in mezzo alla nebbia, in un banco di nebbia. Speriamo di trovare un parcheggio adesso e fermarci. Sono anche le 8:20. Ma, Eh, gira.
Guarda in camera. Se guardo in camera mi taglio le dita, Dado. Aspetta. Guarda in camera. Cosa stai facendo? Sto facendo la minestra di ceci. Sei rimasto senza parole. No, è buonissima, ti piacerà, la facciamo con la pasta anche. Bah. Bah. Ti piacerà, ti piacerà. Come si fa? Allora, vedi, ho messo le cipolle, adesso le faccio soffriggere un pochino, metto le patate, metto le carote, un pomodoro secco, un dado, un po' di concentrato, l'acqua, facciamo cuocere 3 minuti le verdure, poi apriamo, mettiamo i legumi già pronti e niente, facciamo cuocere 1 minuto ed è pronta. Non mi convince tanto. Non ti convince tanto? Non si può sempre mangiare solo carne. No, non trovi? Mi devo fidare? Ti devi fidare, lo sai che ti puoi fidare, vero? Sì. Siamo nuovamente in mezzo ai monti, non bello come l'altro giorno, perché come l'altro giorno, anche come stamattina, perché eravamo molto in quota, non lo so quanto siamo qui, ma non come stamattina, però sembra bello ugualmente. Cinesino acceso, Rita che cucina, piove, chiusi dentro il camper, spesa fatta, stiamo da Dio. Siamo in pieno inverno. O sembriamo in pieno inverno, quindi un bel minestrone di fagioli, Ma pasta. che fagioli, ceci. Ah, ceci, ci vedo niente. Questo mi sembrava un fagiolo, lo vedi? No, sono è la pastina. È la pastina. No, quindi ceci e pastina. La pastina che hai scelto tu. Ah, bene, vabbè, mi sembrava da questa angolazione mi sembravano Diciamo fagioli. che non ci vedi più, dai. Sì, lo possiamo dire, lo possiamo dire. Abbiamo delle fettine condite con aglio e prezzemolo. E basta, ho acceso la TV, ci cerchiamo qualcosa da guardare, ragazzi, e poi semplicemente relax, totale relax, bellissimo, al calduccio e chiusi qua dentro. Mi piace. Ci vediamo domani mattina, amici. Buonanotte a tutti. Ciao. Ciao! Ciao.